Non sono un caso. 16 anni e non saperlo. E dimmi, cane? Sì, facciamo un sorrisone. Ah, guarda il sorrisone. Che sogno dormire qua, fioi. Che sogno, se dorme da Dio. Ah sì, guarda, il giorno in cui andai a prendere il pulmino. Wow, 100 ampere passa di guadagno in carica. Ho acceso il generatore perché ogni tanto va acceso e in effetti ha fatto fatica a partire sia ieri che oggi. Poi una volta un pochino caldo, cioè anche dopo 10 secondi che va, lo spegni, lo riaccendi e parte subito. C'è anche Alessia e la Valentina che è la compagna di Omar. Quest'anno stimano 260.000 moto, cioè tutto questo è solo l'inizio, c'è tutta la città di Lignano. Cosa devo fare? Eh sì, ma che bello sto 125 qua. Poi con le mie inquadrature le storpio, però è che era bella. La mitica R6, mitica nel senso che appartiene alla mia generazione, quindi solo per quello è mitica. Wow. Boia! Che storie! Che stranissima! Mattia. Wow. È anche una giornata stupenda, quante moto strane, tutte robe strane. Mentre dico strane che sei moto normali, ovviamente, tutte originali, è chiaro, no? R6, ma mi pare un R1 dal culo, no, è un R6 con un culo molto strano. Verniciata artigianalmente, è simpaticissima. Sarebbe stato il viaggio. Ale, guarda, questa era l'alternativa alla Ducati. Ti sarebbe piaciuta? Preferisco il muso, questo è bello perché è più acuta, però preferisco... Chilometri di moto, fioi, chilometri di moto. E anche qua mieri de moto, guarda che robe. Ah, un po' troppo estrema forse. Dopo il carro funebre con la spina della birra c'è anche il camion dei pompieri. Vai, sosta qua. Che paradiso, fioi. Ospito mai visto della nostra esperienza. 21. Aspetta, prima le andare su qua e toe, adesso vediamo cosa che succede. Sarà Dio fare il zio. Sì, che bello. Mamma mia. So, allora, io finché non approfondisco bene la storia di come realmente funziona, non è che sono contro l'elettrico, però è vero che mi pare di girare in bicicletta. So, non sarà un 748, però vabbè, dai, un bel rosso, dai. Una delle frasi più belle che mi abbia mai detto Alessia. Vuoi che facciamo un giro di qui? Sì. È l'unica occasione in cui non solo tollero ma adoro il casino. Cioè, a parte i freni e gli specchietti, proprio fuoriscarichi così, tipo l'F4. Rivale MV Agusta. Non mi scende la lacrimuccia, cioè proprio, boh, non lo so. Bellissima, st'altra Ducati, soldi buttati, fighissima. Che cazzo di faro gli ha messo però? Scusa un attimo, Foghi, fa vedere, è il faro della... No! Non ci credo! Col faro della sicuramente 748, non 996 e cose da poveri del genere. E le carene del Monster, troppo fuori. Mi maledirà Omar che ci sta aspettando là per il caffè, ma ciucete il T4, che poi non è un T4, sarà un T7, T8, T9 del tuning. Ora uno che si è attaccato al classico. Ah, buon. Quella non ha le mutande. Non ha le mutande? Che bello che non ha le mutande, ha la vagina al vento, però adesso non che mi faccia schifo la vaginale, però qua c'è lo stand dell'MV. Ci sono queste moto bellissime, è vero anche che adesso devo andare a bere il caffè con Omar, sto facendo aspettare i ragazzi perché non riesco a proseguire, non riesco ad andare avanti.
è Omar, è quello del canale Un Posticino. Questo è veramente un bravo tosato, è proprio una bella persona, veramente non sto scherzando. Lei è Valentina, non so se è la sua compagna o sua moglie, e anche lei è una bravissima persona. Esatto, lei è Alessia, e non la conosco, però così a vederla a pelle mi sembra insomma una brava ragazza, dai. Mi ricorda qualcosa questa esperienza, e anche questa volta ovviamente non ho la GoPro. Io veramente è una regola, quando lascio a casa la GoPro succedono le cose fighe, ma è da sempre, praticamente ritorneremo a guidare la Honda Rebel 1100, però Special Edition, non so cosa di diverso dalle altre. Bella, a parte gli adesivi giustamente pubblicitari. Se schiacci questo fai le foto, lui continua a fare il video ma tu fai anche le foto. Io ritorno come prima. I wanna see it in your eyes. Feel the magic. There's something that drives me wild. And tonight we're gonna make it all come true. 'Cause girl, you were made for me. And girl, I was made for you.